Qual è la situazione dei dati che riguardano la usura e che sono dal vostro osservatorio più attuali, insomma? Ma i dati operativi, i primi dati operativi del 2018 sono coerenti con i dati operativi degli anni precedenti. Da noi arrivano circa 1000 persone in un anno, ogni anno, vediamo, che non sono quelle dell'anno precedente o di 2 anni fa. Quindi sono dati molto significativi perché siamo dei lettori, delle famiglie in difficoltà abbastanza attendibili, anzi forse fra i più attendibili. Qual è la casistica che avete sotto mano? Ma la casistica è quella delle famiglie in difficoltà, naturalmente. Il problema casa è il problema più importante che è emergente in questi anni e il tentativo nostro non è quello di risolvere i problemi della casa, è tentare di aiutare le famiglie in difficoltà a conservare la casa e a mantenere la casa. Questo è il problema principale. È sempre molto emergente il discorso e le difficoltà di troppe famiglie o persone che arrivano da noi con problemi legati al gioco d'azzardo. In questo caso qual è il problema più grosso che devono far fronte? Che tipo anche di problemi hanno, di fallimenti anche che si portano dietro? Dunque, per quanto riguarda le famiglie, il nostro è un intervento tradizionale, cioè noi le aiutiamo attraverso dei prestiti che garantiamo noi grazie a delle disponibilità economiche che ci mette a disposizione lo Stato, il Ministero del Tesoro, e che servono per garantire dei prestiti a delle famiglie, in un importo massimo di 30.000 euro, per vedere di riequilibrare le situazioni finanziarie. Ben diverso è il discorso sul gioco d'azzardo, perché se arriva qua una persona che è sotto gioco, prima cosa gli diciamo fatti curare. Seconda cosa gli diciamo per favore informa la famiglia dei tuoi problemi. Qual è il massimo di aiuto economico che riuscite a dare in un anno? Quali sono gli ultimi dati? Ma in questi giorni proprio abbiamo i primi dati complessivi. I nostri prestiti sono stati circa il 19% in più rispetto allo scorso anno e complessivamente noi abbiamo aiutato le persone e le famiglie in difficoltà per circa 1.980.000 euro all'incirca, è l'importo che abbiamo impegnato a favore delle famiglie lo scorso anno. Qui si dà anche assistenza e aiuto e ascolto soprattutto alle persone per cercare di rimetterle su una strada migliore. Beh, certo, la nostra caratteristica non è quella di dare dei soldi, la nostra caratteristica è quella di cercare di aiutare le persone in difficoltà. Perché? Perché le problematiche per cui una persona entra in difficoltà non sono solo economiche, possono essere di natura sociale, di natura mentale molto spesso, di malattia, e noi cerchiamo nei limiti delle nostre possibilità, attraverso anche una serie di operatori, di consulenti, professionisti che gratuitamente svolgono il loro aiuto a noi, di aiutare le persone. Dal punto di vista della legislatura sono stati fatti passi avanti, secondo lei? La legislatura, per ciò che riguarda la legge per i fondi di prevenzione all'usura, è da anni che ci sono delle richieste, comunque il problema sostanzialmente non esistono grossi problemi, le problematiche esistono sul gioco d'azzardo, perché il grosso problema è quello di arrivare a limitare il gioco d'azzardo. Ricordo solo così a un passant che nel 2008 i primi dati ufficiosi parlano del massimo dei massimi del giocato, 107 miliardi. Siamo i primi in Europa. Sono dati sconfortanti e veramente preoccupanti. Possiamo fare l'esempio di una storia, di una famiglia che arriva qui e che problemi ha derivanti dal gioco d'azzardo, ad esempio? Dal gioco d'azzardo? Insomma, ce ne sono anche alcuni drammatici. Mi viene in mente il caso di una signora che aveva problemi di gioco d'azzardo, aveva tentato il suicidio, ha perso la casa di proprietà proprio perché sotto gioco d'azzardo patologico,
è venuta da noi, l'abbiamo invitata caldamente a farsi aiutare, è andata a farsi aiutare dal SERT, quindi da dei professionisti, e dopo l'abbiamo aiutata e l'abbiamo rimessa in equilibrio finanziario. Quindi adesso la situazione si è risolta questa? Dunque, sul gioco d'azzardo la parola risolta è una parola grossa. Perché? Perché è come essere sotto droga o sotto alcolismo. Bisogna sperare che una persona sia uscita dai problemi del gioco d'azzardo. Per ora siamo nella fase della speranza. Quante sono le realtà che aiutate in questo momento? Allora, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, che è stato istituito ormai 23 anni fa, nel 1996, con la legge 108, e gestisce appunto contributi che vanno poi ad aiutare quasi 250 enti. Si tratta di 195 confidi, che sono associazioni, consorzi di piccole e medie imprese, e 43 tra associazioni e fondazioni. Quindi sostanzialmente questi enti che ho citato sono il nostro braccio operativo, chiamiamolo così, c'è una rete che è dislocata su tutto il territorio nazionale, perché abbiamo fondazioni come oggi siamo a Genova, però appunto abbiamo fondazioni e associazioni che vanno appunto dal nord al sud, passando per il centro, quindi dislocate su tutto il territorio nazionale. In pratica quello che avviene è che il Ministero dell'Economia, attraverso appunto questo fondo, ripartisce annualmente i contributi che derivano tra l'altro da sanzioni contro appunto il non rispetto della normativa antiriciclaggio e della normativa valutaria. Quindi questo fondo, che quest'anno, faccio l'esempio del 2018 per avere un'idea, ha stanziato circa 19 milioni di euro, vengono ripartiti appunto tra queste circa, poi ogni anno le associazioni che sono attive possono o meno decidere di fare domanda per il finanziamento, perché magari hanno già abbastanza fondi. Quindi quest'anno abbiamo distribuito, come dicevo, circa 19 milioni di euro, e dopodiché cosa succede? Che le associazioni, le fondazioni, i confidi, a loro volta naturalmente sono dei nostri strumenti, diciamo, per aiutare poi sostanzialmente gli individui, le persone o le piccole e medie imprese. Quindi poi si arriva a prevenire l'usura, perché si tratta di soggetti che hanno difficoltà di accesso al credito e quindi ad elevato rischio finanziario. La legge pone come requisito, per quanto riguarda le imprese, che siano imprese a cui sia già stato negato un finanziamento, hanno provato appunto a accedere al finanziamento, nonostante avessero una garanzia, queste imprese non sono riuscite a accedere appunto al credito, e quindi possono in questo caso essere aiutati con il nostro fondo, che appunto dà delle garanzie pubbliche. Per quanto riguarda gli individui e le famiglie, che invece sono trattati, sono aiutati dalle fondazioni e delle associazioni, devono essere appunto soggetti al rischio di cadere appunto nell'usura, e quindi sostanzialmente individui che hanno magari problemi di sovraindebitamento, che hanno problemi di difficoltà economiche, che possono essere dovute ad una malattia, ad una perdita del lavoro o altre difficoltà. Ovviamente questi, come dicevo prima, noi agiamo attraverso delle garanzie. Questo che significa? Significa che per individuare i soggetti che poi dovranno usufruire di questa garanzia bisogna avere comunque un primo esame sulla storia di queste persone, sulla situazione, e devono essere quindi soggetti che ragionevolmente poi potranno restituire, potranno rimettersi in piedi. E devo dire che dai dati che stiamo via via diciamo, analizzando rispetto alla performance di questo fondo, vediamo che circa nell'80% dei casi comunque i finanziamenti vengono restituiti, cioè non ci sono quello che viene chiamato in gergo legale escussioni. Quindi questo significa che veramente la scommessa che viene fatta su queste persone, queste famiglie, questi individui viene poi vinta, cioè vengono appunto si rimettono in piedi, rientrano nell'economia legale. Quindi da questo punto di vista la cosa interessante di questo fondo è che è sicuramente un fondo ovviamente che ha una forte ispirazione sociale ed una forte appunto valenza di aiuto sociale, ma anche una valenza economica, perché effettivamente appunto se voi considerate che dal 1998, anno in cui il fondo è diventato attivo, ad oggi sono stati erogati 600 milioni di euro come appunto fondi MEF, ma sono risultati in 1,98 miliardi di euro come poi aiuti veri e propri. Significa che c'è stato un moltiplicatore di 3,2, quindi questo significa che noi diamo una garanzia, ma poi le banche danno, anche loro stesse danno appunto un finanziamento che va oltre la garanzia, e si producono poi appunto delle economie virtuose di scala, anche perché chiaramente quando poi si rimette, immaginiamoci sul territorio, si rimette in piedi una piccola impresa o anche un individuo, una famiglia, questa a sua volta genera esternalità positive, perché a sua volta poi hanno anche ad operare le imprese limitrofe, le famiglie limitrofe e appunto circostanti, anche loro avranno dei vantaggi positivi. Quindi il fondo da questo punto di vista è una realtà
non solo appunto, come dicevo, di politica sociale, ma anche di politica economica e di redistribuzione in qualche modo. Quindi è sicuramente un esempio particolare e nonostante appunto abbia più di 23 anni è ancora innovativo, c'è ancora in qualche modo nuovo. Lei oggi a Genova, andate spesso dove ci sono le associazioni anche a verificare com'è la ripartizione, la situazione? Certo, allora diciamo che la policy insomma, dell'ufficio da questo punto di vista si articola diciamo, in due approcci. Uno è quello di mandare delle ispezioni, e non è questo il caso, laddove abbiamo purtroppo, per fortuna volevo dire, è abbastanza raro che magari gli enti non siano completamente regolari nella loro gestione, quindi mandiamo delle ispezioni vere e proprie per capire cosa sta succedendo. Magari a volte sono soltanto difficoltà veramente tecniche, perché a volte non sempre c'è l'expertise diciamo adeguata e quindi poi si rimettono in piedi. A volte ci sono invece situazioni un po' più delicate che poi vedranno l'intervento della Corte dei Conti o di chi appunto della magistratura, ma sono casi molto rari, questo ci tengo a sottolinearlo. In tutti gli altri casi invece andiamo appunto diciamo quando possiamo e selezionando situazioni appunto quando c'è un evento, come in questo caso oggi avremo un incontro con le scuole o dei convegni o delle altre iniziative di sensibilizzazione, andiamo proprio per dimostrare la vicinanza delle istituzioni a quello che sono poi appunto, come dicevo prima, il nostro braccio operativo, cioè a vedere come poi queste associazioni funzionano e per incontrare anche le altre appunto autorità locali che sono coinvolte in queste politiche di prevenzione del fenomeno dell'uso. Quanti volontari siete? Che cosa fate qui? Siamo una cinquantina con vari compiti. Noi qua facciamo segreteria, cioè prendiamo le telefonate, sentiamo le necessità delle persone, accogliamo le persone che vengono. Già questo è molto importante perché l'ascolto e l'accoglienza sono il primo passo per andare incontro a queste difficoltà. Penso di sì, cerchiamo di essere il più gentili possibili. E poi ci sono altri volontari che fanno l'ascolto, per cui sentono i problemi reali delle persone, fanno indagini sulle loro posizioni e la possibilità di aiuto. Poi ci sono volontari che fanno contabilità e poi abbiamo tanti anche volontari esterni che ci aiutano saltuariamente. Vi capita mai di ricevere telefonate di persone che ringraziano perché hanno ricevuto l'aiuto e forse si sono rimesse in carreggiata? Sì, qualche volta sì, non sempre, ma qualche volta capita, sì, decisamente capita, perché tante persone si riescono veramente ad aiutare. Nel suo caso qual è la parte che le piace di più, che la soddisfa di più facendo questa attività? Ma direi proprio il contatto con la realtà della nostra città e delle persone, perché veramente vediamo delle situazioni molto molto difficili. Si immaginava un tessuto di difficoltà così ampio per Genova? Ma variano molto, varia. Io ho tanti anni ora che sono qua e nel corso degli anni è molto variato. Sicuramente sta creando delle grosse difficoltà. Intanto che tipo di ascolto fornisce alle persone quando la chiamano o si presentano qui in fondazione? L'ascolto si concretizza nel cercare di capire quali sono i bisogni delle persone. Sono tutte persone di estrazione piuttosto modesta per forza di cose e il loro problema è essenzialmente economico. Io non mi sono mai occupato finora di casi di usura o di cose del genere, ma di casi di necessità economica e il problema principale direi che è quello della casa. Il problema della casa è quello che è più vivo e più sentito in questo momento, perché moltissime persone non riescono a pagare gli affitti, non riescono a dare acconti per affittare nuovi appartamenti, non riescono a pagare le agenzie e lì noi possiamo intervenire e venire incontro. Io ho un caso che ricordo con piacere di una povera signora rimasta alluvionata che aveva bisogno proprio di 1.000 euro, che detti così possono non sembrare una somma, ma per lei erano una somma enorme, per riuscire ad affittare un nuovo appartamento per lei, i suoi 3 figli e il marito. E noi lì siamo intervenuti, anzi addirittura con un contributo a fondo perduto. Altri casi sono quelli di persone che cercano di mettere su un'attività. E per esempio ho il ricordo di una ragazza bosniaca a cui abbiamo dato un aiuto per aprire un negozio da parrucchiera, che è stata una buona operazione perché lei poi ha restituito i soldi, sta pagando, tutto funziona bene. Altri casi sono più complicati perché poi di fronte a sovraindebitamenti eccessivi le nostre capacità di intervento sono limitate naturalmente. Comunque nonostante tutto ci sono segnali di speranza che emergono dalla vostra attività, quindi si può pensare alla Fondazione non solo come un luogo dove arrivano persone con problematiche, ma anche come un luogo dove si può trovare un cammino nuovo. Ma secondo me sì, perché a volte basta un piccolo aiuto o anche un po' più che piccolo
per rimettere sulla strada giusta delle persone che hanno delle necessità improvvise dalla vita. Può bastare una malattia, per esempio, una lunga malattia per mettere le persone fuori dal circuito economico normale, ma noi qui riusciamo a intervenire ed effettivamente la Fondazione dà un aiuto abbastanza importante. Che persone le capita di incontrare o di sentire, giovani, anziani, italiani, stranieri, che panorama c'è? Le dirò, persone di ogni genere. Io faccio questa attività dal 2016, quindi non da molto tempo, ma l'arco è stato il più variegato possibile. Ho incontrato persone molto giovani, anche sui 20-25 anni, che cercavano di sistemarsi, persone anziane che dopo aver lavorato tutta la vita si trovano ad avere pensioni modestissime e non riescono a far quadrare i loro conti, insomma c'è di tutto. Ecco. Che tipo di casistiche vi arrivano per quanto riguarda il gioco d'azzardo? Allora, io in particolare ricevo le persone che hanno problemi finanziari legati al gioco d'azzardo, dove naturalmente chi arriva si aspetta l'immediata corrispondenza di un aiuto finanziario che noi però non diamo, perché la prima nostra preoccupazione è che le persone legate al gioco d'azzardo si curino. E quindi il nostro primo aiuto è indirizzarli verso o il CERT o i gruppi di autoaiuto che caldeggiamo vivamente, perché è il posto dove loro si trovano meglio, perché si confrontano con persone simili a loro, quindi non hanno quel senso di vergogna che troverebbero magari in altre strutture. Dal punto di vista economico avete dei criteri? Non ci sono dei criteri, noi abbiamo dei vincoli da statuto, quello è chiaro, però dopo la cura noi allora cominciamo a guardare la situazione finanziaria e vediamo dove possiamo intervenire. Ovviamente non decido io perché li ricevo, ma decide un consiglio direttivo formato da 9 persone. A volte si pensa sia impossibile cadere nella spirale, dell'azzardo e quindi poi delle problematiche. Invece questo accade, voi lo avete di fronte tutti i giorni, ci può raccontare alcune storie che le vengono in mente, concrete? No, accade sicuramente, perché l'offerta di gioco è molta sul territorio. E quindi basta un momento così anche di debolezza oppure di goliardia, voler provare. E quando si prova, e purtroppo se capita di vincere alle prime battute, si ha la sensazione di poter vincere sempre. E poi purtroppo la macchinetta prevale su di te, specialmente le slot machine, ma anche il gratta e vinci, perché questo... la disponibilità del gratta e vinci è ovunque, ormai, anche in una tabaccheria, anche in una latteria, in qualsiasi posto tu entri, e quindi lo spreco di denaro è notevole. Però poi non ne puoi fare a meno, perché... Cosa si rischia di perdere però? Beh, si perde intanto personalmente la salute, perché è una dipendenza, diventa dipendenza, e socialmente tutti i rapporti che hai, familiari, amici, perché poi si comincia anche a chiedere soldi agli amici, si comincia a chiedere a tutti quelli che incontri, perché non ne puoi fare a meno di giocare. E quindi qualche persona che ha cominciato a uscire da questa dipendenza mi ha detto che gli è sembrato di rinascere, perché questa ossessione di svegliarsi il mattino e cominciare a giocare si allenta, con una grande volontà, si allenta e sembra di ritornare via alla vita, veramente. Sono arrivate storie così di speranza di persone che si sono riprese? Sì, ne sono arrivate, e l'ultima ancora ieri mattina, che 2 persone che sono andate ai gruppi di autoaiuto e si sono trovate molto bene, e sono tornate dicendo giusto, mi sembra di rinascere, adesso possiamo parlare anche della parte finanziaria, che per loro ovviamente è comunque un problema. Può raccontare una storia di crisi? Ma l'ultima è quella di una coppia, 2 persone che si accompagnano, che lavorano tutte e 2, quindi non erano in difficoltà economiche, vanno al bingo, la signora vince una somma notevole, e da quel momento comincia la discesa, perché continua a giocare, il compagno si adegua, ha un'attività commerciale e questa attività ovviamente cade in crisi, e quindi poi giocandosi tutto quello che incassava, a quel punto non è riuscito più a pagare né i contributi né l'unica dipendente che aveva,
né è riuscita a pagare i fornitori e per di più non può più neanche mettere fatture attive perché il DURC è bloccato. Senza fare nomi o riferimenti, qual è il buco più ampio che vi è mai capitato? Noi siamo arrivati in famiglie semplici, cioè in persone molto semplici, con un lavoro da 1.200 euro anche 70.000 euro di buco, perché ci metti la casa e te la giochi. Ci metti i 2 risparmi che avevi e se li sono giocati, i debiti con la mamma, i fratelli, gli amici, quindi siamo arrivati a valori di questo genere, in persone semplici.